Giochi fatti in casa della Lega Nord, depositate le liste, scelti i candidati, la campagna elettorale è pronta a partire anche se non mancano i malumori, soprattutto in casa trevigiana, un tempo tra le province più importanti in seno al partito, in grado di portare a casa 5-6 deputati e che oggi invece si vede e si sente svalutata. Lo stesso ex segretario provinciale della Lega Nord, Gian Antonio Darè, sindaco di Vittorio Veneto, parla di un vero e proprio ridimensionamento a favore di altre province, quali ad esempio Verona e Vicenza, accusa che il segretario regionale Tosi rimanda al mittente. Da un punto di vista della rappresentatività, noi abbiamo fatto in modo che le province, in base agli abitanti e ai voti, siano rappresentate tutte. Treviso infatti è fortemente rappresentata. Darè incalza, potrebbe essere rischioso da un punto di vista di voti non aver ricandidato ad esempio l'ex senatore Vallardi e l'ex deputato Forcolini, entrambi uscenti con una sola legislatura all'attivo. Ma Tosi mette subito in chiaro che sulla sua scelta hanno pesato anche altre variabili. Io ho sentito le varie segreterie provinciali e ho cercato di fare una sintesi tenendo conto delle varie sensibilità. E se fino a ieri, a giochi non ancora chiusi, il governatore del Veneto preferiva non intervenire sulla questione candidature, oggi puntualizza. Il segretario ha avvocato a sé ogni possibilità di stesura delle liste e il consuntivo lo vedremo alla fine se la squadra è stata vincente oppure no. Vince la linea Maroni Tosi, si dice tra gli scontenti, a gettare acqua sul fuoco delle correnti lo stesso governatore Zaia. Rifugo e considero riduttiva la consueta divisione che spesso si fa tra bossiani e maroniani, perché in Veneto, soprattutto in Veneto, non esiste. Diciamo dei fondamentalisti ipersostenitori della vecchia linea si contano sulle dita di una mano. E lo stesso segretario Tosi ricorda che capolista al Senato è il deputato uscente Bitonci, suo diretto antagonista. Il mio diretto antagonista l'ho chiesto io, con Roberto Maroni assolutamente d'accordo in questo, che avesse una posizione non solo sicura ma di rilievo, proprio per evidenziare che non è una questione di chi è da una parte e di chi è da quell'altra. Intanto tra le new entry dei candidati c'è chi, come il sindaco di Cornuda, capolista per la circoscrizione Veneto 2, è pronto a impegnarsi per il Veneto. Prenderò atto di questa grande responsabilità che mi è stata data da Flavio Tosi e da Luca Baggio di portare avanti il movimento sul territorio, di impegnarmi per il territorio.